Siamo presenti, siamo sul pezzo e i nostri uomini stanno lavorando per portare avanti quello che è il messaggio. Salvini si è impegnato al massimo, noi dobbiamo tradurre questa azione anche sul territorio. Anche a Treviso, come nel resto della Marca, oggi gazebo della Lega per raccogliere firme contro l'attuale governo giallorosso e a sostegno del leader del Carroccio Matteo Salvini. È una campagna di firme a sostegno, perché comunque noi vogliamo sempre avere il polso di quello che è l'umore della gente, di come la gente accoglie le nostre proposte. I gazebi stanno andando benissimo, è la voglia ed è la dimostrazione che la gente è con noi, la gente condivide il progetto della Lega di Salvini, che è un progetto per i cittadini italiani. Il senatore Candura promette da parte della Lega un'opposizione ferma in Parlamento. La via maestra sono le elezioni, hanno scelto l'inciucio e noi faremo un'opposizione a nome del popolo italiano, di tutti gli italiani. Le firme raccolte qui come in tutta Italia saranno poi inviate al federale. Chi si ferma al gazebo chiede di poter tornare presto alle urne. Mi dispiace, però Salvini doveva staccare e secondo me doveva staccare ancora prima. Infatti noi del gruppo così glielo dicevamo sempre, però lui teneva dura, alla fine ha dovuto staccare, insomma, ecco. Però secondo me era più giusto fare il voto, andare al voto. Non sono convinta di questo governo e ho firmato perché spero che le cose finalmente cambino. È una cozzaglia di gente che si è messa d'accordo per salvarci le spalle, perché se fossimo andati a votare sicuramente avrebbero perso ancora più consensi.